Ikea Italia amplia la sua presenza in Sicilia e arriva per la prima volta ad Agrigento con l'apertura di un nuovo Plan and Order Point, un format innovativo con cui il brand punta a essere sempre più vicino e accessibile ai siciliani e che si affianca al Plan and Order Point inaugurato recentemente a Milazzo e al Touch Point di Palermo, ampliato lo scorso anno, e allo store di Catania. Nel nuovo Ikea Plan and Order Point di Agrigento, che si sviluppa su una superficie di 150 metri quadri all'interno del centro commerciale Città dei Templi, i clienti potranno usufruire della consulenza di esperti interior design Ikea per progettare e arredare i diversi ambienti della casa, dalle cucine al living, delle camere da letto, ma anche uffici, spazi di lavoro e attività commerciali. Con il supporto del coworker sarà possibile acquistare qualsiasi soluzione attingendo dall'intero catalogo online di mobili e accessori Ikea e scegliere le modalità di consegna più comoda per le proprie esigenze a domicilio presso il Plan and Order Point con il servizio Near to You o in uno dei tanti punti di ritiro presso partner o uffici postali presenti nella regione. Oggi è una giornata importantissima per noi perché rappresenta uno step importantissimo nella nostra strategia omnicanale, che significa semplicemente quello di essere il più possibile vicini ai nostri consumatori. Chiaramente Agrigento è una realtà molto importante, interagire con noi è facile attraverso il sito, attraverso l'app, attraverso la consulenza telefonica, ma noi crediamo tantissimo anche nel territorio, nello sviluppo del territorio e nel canale fisico. In Sicilia siamo presenti a Catania, a Palermo, a Milazzo, finalmente oggi qui anche ad Agrigento, dove il punto di forza di questo format, che è innovativo, è proprio l'esperienza personalizzata, la consulenza che i nostri esperti possono dare per offrire delle soluzioni accessibili. E le persone sono il punto di forza. In Sicilia noi ogni anno siamo circa 360 persone e incontriamo più di 2 milioni di visitatori, il che naturalmente ci rende molto orgogliosi, ma ci rende anche responsabili, perché possiamo e dobbiamo avere un impatto positivo sulla comunità, ed è per questo che siamo anche orgogliosi di annunciare che avremo un progetto di collaborazione con la cooperativa sociale e la famiglia, perché l'impatto sul territorio positivo è fondamentale. E poi lasciatemi anche dire che oggi è una giornata particolare perché il 13 dicembre è Santa Lucia, è una santa siciliana, ma è anche la festa più importante di Svezia, e portare un po' di Svezia a essere più accessibili è quello naturalmente il nostro obiettivo. Ci racconti brevemente questo corner? Abbiamo visto che ci sono tante esposizioni, ci sono anche però un angolo per la progettazione. Ecco, puntate tutto sulla progettazione. Una famiglia che vuole realizzare, vuole arredare un piccolo angolo, anche la casa, vieni qua e fa la progettazione. Da sempre la forza di Ikea è quella di essere veramente accessibili a tutti, alla maggioranza delle persone, di riuscire a personalizzare le soluzioni in base ai sogni delle persone e naturalmente anche ai bisogni e ai desideri. E questa è come se fosse una piccola Ikea. Qui integriamo per l'appunto l'esperienza e-commerce con l'esperienza fisica e i nostri consulenti sono a disposizione per personalizzare le soluzioni e per supportare nella vendita di tutto l'assortimento Ikea, quindi è proprio un punto di accesso e di contatto, nonché un punto di ritiro, perché sempre qua poi si potranno ritirare tutti gli acquisti, che sicuramente farà la differenza da un punto di vista proprio di accessibilità, che è il nostro obiettivo. E i nostri esperti sono qui anche per offrire naturalmente un'esperienza di livello diversa, perché la consulenza e il capire quello di cui le persone hanno bisogno sicuramente fa la differenza. Avete voluto puntare anche su Agrigento, che nel 2025 sarà capitale della cultura, quindi un investimento anche in questo senso che una grande azienda come Ikea ha voluto fare. Assolutamente sì, Agrigento è una splendida cornice per noi e per Ikea Italia. La Sicilia rappresenta un punto assolutamente nevralgico in un'ottica di sviluppo e in particolar modo, prima raccontavo un po', eravamo presenti già in altre parti del territorio siciliano, ma mancava questa importante realtà che, come diceva lei, sarà ancora di più valorizzata nei prossimi anni, e questo naturalmente ci rende ancora più contenti e orgogliosi di essere qui oggi e di aver deciso di fare questo importante investimento.